Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere le ultimissime di cronaca. Deve scontare una pena a 5 anni di carcere per rapina aggravata commessa a Milano nel 2014. Il suo ruolo, vista la forza e la stazza, oltre ad operare in cantieri edili, era quello di picchiare creditori insolventi per ottenere il pagamento del debito. Si tratta di un romeno di 31 anni, arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Auresina, che lo hanno fermato per un normale controllo. La pattuglia ha dunque scoperto il passato violento e il provvedimento giudiziario che pendeva nei suoi confronti. L'uomo, che era stato riconosciuto proprio da una delle vittime, è stato chiuso nel carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. È stata archiviata invece l'inchiesta del NOE di Udine su un presunto maxi traffico di rifiuti che aveva coinvolto una ventina di persone, tra i quali manager di varie aziende del nord-est. Il PM Federico Frezza della DDA di Trieste ha chiesto l'archiviazione accolta l'11 aprile dal GIP Marco Casavecchia. Il magistrato ha segnalato che le difese delle parti hanno presentato materiale che attesta la legittimità dell'operato delle aziende coinvolte nell'inchiesta, sia quelle che trasferivano i rifiuti che le altre che le ricevevano. Soltanto per 5 capi di imputazione collegati a una delle aziende in particolare, la Procura intende compiere ulteriori approfondimenti. Secondo quanto emergeva dalla vasta indagine del NOE di Udine, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Trieste, sarebbe invece state migliaia le tonnellate di rifiuti partite dal Friuli tra il 2017 e il 2020 e smaltite fuori regione, in Veneto o in alcuni paesi dell'est, in particolare l'Austria, Slovenia e Ungheria, in contrasto con le normative. Un'inchiesta che aveva coinvolto in particolare un'azienda di Maniago e altri operanti nel settore. Semplificare l'iter di apertura di un cantiere edile sul territorio del Friuli Venezia Giulia, digitalizzando in toto l'obbligo di invio delle notifiche preliminari da parte degli utenti e organizzando di conseguenza, sulla base dei dati raccolti, la vigilanza sui cantieri. È l'obiettivo del portale Cantieri FVG, nuovo sportello web sviluppato dalla Regione con il SIEL e presentato questa mattina a Trieste, a disposizione dei privati cittadini e dei professionisti che devono comunicare l'apertura di un cantiere edile. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.